Ma mister, dopo la prima sconfitta al campionato nella prima giornata arrivano i primi 3 punti in casa, una partita sofferta, risultato stretto, un palo a testa. Un commento su questi primi 3 punti? Come hai anticipato tu, sono stati molto difficili, molto faticosi da acquisire. Noi chiaramente avevamo bisogno di muovere la classifica dopo il passo falso della prima giornata. Mi sembra che l'atteggiamento e la voglia non è mancata, ancora bisogna lavorare su tante cose. Abbiamo avuto diverse occasioni, per la verità anche loro hanno avuto un'occasione clamorosa al secondo tempo con il palo, noi abbiamo preso di pali perché anche l'ultima azione del colpo di testa di Baldassare, la palla è andata sulla traversa tagliata dal portiere. Penso che nel computo delle occasioni siamo stati superiori a loro, visto l'atteggiamento giusto, gran caldo che è anche limitato in parte la prestazione dei ragazzi. Ho contato 7-8 titolari fuori, quindi abbiamo messo insieme una formazione rabberciata, ma non per questo meno importante di quella di domenica scorsa. I ragazzi hanno risposto tutti in maniera positiva, sono usciti dal campo stremati, quindi per me questo per il momento basta.